Ciao, benvenuto. Come avrai visto siamo belli carichi di materiale, stiamo andando a dormire fuori, andremo a dormire al bivacco Carnizza di Rio Freddo. Siamo partiti da circa un'oretta e stiamo camminando lungo una strada forestale di fondovalle. Fino adesso non c'era molta neve, adesso il quantitativo di neve è un po' aumentato e in alcuni tratti ormai ha mollato e si sprofonda. Diciamo che si fa un po' di fatica. Adesso avremo ancora circa un'oretta per raggiungere il bivacco. Speriamo che la neve sia un po' più dura, un po' più compatta, perché non abbiamo portato le ciaspole. Ormai purtroppo ha fatto caldo e in fondovalle la neve si è quasi tutta sciolta. In alto c'è ancora neve e quindi eravamo un po' indecisi, abbiamo deciso di non portarla, abbiamo dietro solo i ramponi che probabilmente utilizzeremo domani quando saliremo a Sella Prasnik. Vediamo anche lì cosa succederà, dipenderà da quanta neve c'è, perché senza ciaspole, se si inizia a sprofondare, sarà una faticaccia. E siccome è abbastanza lunga la strada, non abbiamo grossi dislivelli, ma sono tanti chilometri da fare, quasi in piano, comunque in leggera salita, però lo stesso con la neve si fa fatica e i tempi si allungano. Siamo partiti un po' tardi rispetto al solito, è pomeriggio ormai, anzi è quasi sera, sono le 5:30, avremo ancora un'oretta circa di luce e dovremo arrivare proprio al limite al bivacco, se no eventualmente abbiamo le torce frontali. Se arriviamo c'è ancora luce, ti faccio vedere subito il bivacco, in caso te lo rimando a domani mattina. Comunque ci sentiamo dopo quando arriviamo su in bivacco. A dopo! Alla fine quello che temevamo si è avverato, la neve è aumentata un sacco e adesso facciamo veramente fatica ad andare su, servivano decisamente le ciaspole. Purtroppo non ha fatto freddo e la neve ha una crosta dura sulla parte superiore, poi dentro quando si spacca si va dentro anche fino al ginocchio. È veramente faticoso, anche perché adesso siamo arrivati nel tratto dove la strada sale su in salita. Comunque non dovrebbe mancare molto. Per domani non lo so, decideremo domani mattina, perché se è così anche per andare fino a Sella Prasnik è veramente un massacro. Ora sono le 6:10, adesso veramente massimo credo mezz'ora, non saprei neanche io, perché le condizioni sono veramente dure. Comunque dai, non dovrebbe mancare molto al ricovero. Ci siamo comunque visti, diciamo, in parte il tramonto, sia sul Monte Re qui alla mia sinistra che sul Florianca e sugli altri monti alla mia destra vabbè, è andata così, siamo un po' partiti tardi, non abbiamo le ciaspole, è andata un po' così. Speriamo domani nell'alba, magari ci svegliamo per vedere quella. Adesso ultimiamo questo tratto e poi ti faccio vedere il ricovero, dai, a dopo!
Allora, dopo una gran faticata siamo arrivati, alla fine ci abbiamo messo 3 ore e mezza e il finale è stato veramente devastante. Per fare 150 metri ci abbiamo messo quasi un'ora e poi siamo arrivati col buio, abbiamo fatto un po' di fatica a trovare il ricovero, non sapevamo bene dove era, poi ci siamo un po' orientati, alla fine l'abbiamo trovato. Noi siamo arrivati, per fortuna c'era già un po' di legna, anche dentro già un po' di legna asciutta e abbiamo acceso il fuoco, adesso va già da un paio di ore e ci sta decisamente bene. Qua il rifugio ha già 4 letti col materasso e ci sono anche le coperte, più il sacco a pelo, dopo appunto abbiamo la stufa, poi è veramente isolato molto bene, tutto in legno. E c'è la stufetta e vabbè, quindi dal punto di vista della temperatura siamo a posto. Abbiamo cenato, frico, poi abbiamo fatto un risottino e dopo avevamo gli strucchi e abbiamo mangiato un macello di roba, difatti forse anche un po' troppo. E, per domani non sappiamo bene ancora cosa fare perché di neve ce n'è tanta, più di quanta ce ne saremmo aspettata e si fa veramente fatica ad andare su, quindi se stanotte fa freddo, adesso ci sono circa 10 gradi, adesso ci sono circa 0 gradi, se ghiaccia e domani mattina la troviamo bella dura saliamo fino a Sela Prasnik, altrimenti probabilmente torneremo giù direttamente perché è veramente faticosissimo salire, in certi punti andavamo dentro almeno fino al ginocchio, in qualche tratto anche di più, quindi andare a scannarsi per niente non vale la pena. Purtroppo dovevamo portarci le ciaspole, questa volta abbiamo sbagliato, veramente non pensavamo ci fosse così tanta neve e quindi valuteremo domani mattina. Adesso io ti saluto, noi andiamo a dormire e ci vediamo domani mattina, che magari ti faccio vedere anche un po' meglio il bivacco, un po' la vista e l'esterno. Intanto ti saluto, a domani, ciao. Buongiorno, allora abbiamo superato indenni la notte, a dire il vero è stata, sì, siamo stati benissimo, molto caldo, i letti erano comodi anche, quindi perfetto. Adesso abbiamo già fatto colazione e stiamo sistemando, puliamo un po', sistemiamo, rimettiamo le cose a posto e partiamo. Abbiamo deciso di andare verso Forcella Prasnik, andiamo a vedere, vediamo com'è, se riusciamo, dovremo arrivare fino là sicuramente. Di notte ha fatto freddo, adesso la neve è un po' più dura, un po' più ghiacciatina, speriamo tenga. Vediamo, andiamo fino là e poi probabilmente torneremo indietro. Allora, adesso che è giorno ti posso far vedere dove siamo. Noi siamo arrivati da questa valle qua, da lì sotto, l'abbiamo percorsa quasi tutta. Questo spiazzo qui è dove c'era quel Cristo, dove ti ho parlato prima, e poi siamo risaliti nel bosco, poi fuori dal bosco. Siamo venuti su di qua e siamo arrivati al bivacco. Questo è il ricovero Carnizza di Rio Freddo, molto accogliente, l'hanno ristrutturato nel 2012, c'è scritto dentro, e sostituisce un vecchio bivacco che era situato un po' più in su. Qua dietro si sale alla forcella di Carnizza, che però è un po' troppo pericoloso da fare oggi, poi non abbiamo la piccozza, abbiamo solo i ramponi. Sì, non è un percorso semplice, quindi cerchiamo di evitare pericoli. Il bivacco è incastonato in questa specie di conca, diciamo, con tutta contornata da cime delle Alpi Giulie. È proprio un bel posto. Peccato sì che abbiamo sputato pallini per arrivare e oggi probabilmente non so cosa riusciremo a fare. Effettivamente c'è moltissima neve, non pensavo davvero, visto il caldo che ha fatto e il mese di assenza di precipitazioni nevose. Le ciaspole servivano sicuramente. Ieri non credo di averti detto dove siamo, o comunque te l'ho detto un po' così a grandi linee. Siamo nel Tarvisiano. Da Tarvisio abbiamo preso la strada che sale verso il lago del Predil
e nella località di Rio Freddo si lascia la macchina e c'è questa strada che parte e risale il vallone. Se si fa la forcella di Carnizza si scende verso ma anche se la Prasnik, si scende in Valsaisera. D'estate è un bel giro da fare, partendo dalla Valsaisera si arriva fino qua, oppure partendo da sotto si può andare di là, c'è il rifugio Pellarini che nella bella stagione è aperto. Adesso chiudiamo un attimo, sistemiamo tutto, ti faccio vedere il bivacco e poi partiamo. Allora, questo è il bivacco, una stanza tutta al piano terra, ci sono 4 brande con letti e coperte, e vabbè, tavolo, sedie, panchine, e dopo qua c'è un gas ma la bombola non c'è l'attacco, quindi se qualcuno vuole portarsi la bombola sulla schiena può usare il fornelletto. E poi c'è la stufa, molto efficiente, la bocca è un po' piccola ma la legna che c'è dietro è tagliata alla giusta dimensione, quindi entra senza problemi, se no c'è il mannarino e si può fare un po' di legna. Lì ci sono 2 armadi con un po' di roba dentro, sia da mangiare che bicchieri, posate, cose del genere. E poi c'è un piano superiore, si accede con questa scala e c'è una botola e un tavolato dove si può dormire almeno una decina di persone, credo. Ci sono un po' di foto di fauna locale e questo è tutto. Bivacco molto ben isolato, con la stufa va un paio di ore. Ieri sera ci saranno stati almeno 15-20 gradi e ha tenuto benissimo. Anche stamattina ci siamo svegliati, non era assolutamente freddo, abbiamo riacceso un po' la stufa e si stava benissimo. La vista è questa, si vede tutta la valle del Rio Freddo fino sotto si vede un po' un abitato laggiù che non so cosa sia. Circa un'oretta che camminiamo, siamo partiti dal ricovero, abbiamo seguito la traccia di ieri sera, quindi siamo risaliti un pezzo, poi abbiamo tagliato e siamo ridiscesi. La neve è un po' meglio di ieri sera, nel senso che ieri sera ogni 2 passi si andava dentro fino al ginocchio, adesso si sprofonda un po' di meno. Abbiamo raggiunto di nuovo la strada, abbiamo fatto un primo pezzo di sentiero, poi abbiamo deviato su un sentiero più alto e adesso siamo tornati sulla strada che porta a Sela Prasnik, un po' più in alto di dove l'abbiamo lasciata ieri sera. Tentiamo Sela Prasnik, visto che appunto si sprofonda un po' di meno, vediamo, andiamo su un pezzo e cerchiamo di raggiungere la sella, dopo probabilmente torneremo indietro. Fa già caldissimo, sono le 10 e sono tutto sudato, è veramente una cosa assurda. Già stamattina c'erano 5 gradi alle 7 e mezza e probabilmente andrà sempre peggio, quindi la neve forse mollerà, però in discesa probabilmente, anzi speriamo di fare un po' di meno fatica. Eccoci qua, questa è Sela Prasnik e siamo arrivati, ci abbiamo messo un pochino, ma abbiamo quasi un'oretta e mezza, però poi alla fine non è stato troppo faticoso perché comunque la neve tiene un po' di più, o forse non so, ce n'è di meno, comunque si sprofondava meno e si camminava abbastanza bene.
Ci siamo fermati un attimino qua sul prato, abbiamo mangiato una roba, sono le 11:30, abbiamo anticipato un po' il pranzo, così adesso prendiamo, ripartiamo, facciamo tutto un tiro fino alla macchina e non ci fermiamo più. La prima parte sarà su strada e siamo obbligati a farla, poi dopo ci sono un paio di tornanti, magari vediamo se riusciamo a tagliare un po' per accorciare, perché comunque sarà abbastanza lunga, avremo un paio di ore almeno per tornare giù alla macchina. Adesso abbiamo raccattato tutto, abbiamo mangiato un pochino, 2 fettine di salame, un po' di formaggio e adesso ripartiamo. Ci sentiamo dopo. Allora, alla fine abbiamo tagliato un po' per il bosco, qualche tornante, siamo tornati qui alla piana dove c'è una deviazione, c'è un sentiero che porta a Cave del Predil. Noi siamo scesi da questa parte, adesso attraverso questo vallone. Adesso avremo ancora un pezzo di strada lungo questa carareccia, ormai la neve inizia a essere meno, si sprofonda anche un po' di meno, probabilmente ha fatto un po' più freddo oggi e si sprofonda già un po' di meno rispetto a ieri. Comunque adesso avremo un'oretta circa, ma è ghiaccio, comunque cosa abbastanza in pappetta, ce n'è comunque di meno, quindi da adesso in poi il grosso della fatica l'abbiamo fatto. Adesso facciamo quest'ultimo pezzettino e poi ci sentiamo per i saluti. Allora, stiamo perdendo rapidamente quota lungo la strada, adesso siamo tornati a livello del fiume, del Rio Freddo e manca ancora un pezzettino di strada, un mezzo chilometro e poi siamo alla macchina. Quindi tiro le somme del giro, è stato un bel giro sicuramente, peccato per la cappella delle Ciaspole perché servivano veramente. Ieri sera siamo arrivati molto tardi perché per l'appunto senza Ciaspole abbiamo fatto moltissima fatica. Gli ultimi 150 metri prima del bivacco sono stati veramente devastanti, nel buio, ripidissimo, dentro fino al ginocchio, è proprio stata davvero un'avventura. Ad ogni modo è tutta esperienza, la prossima volta sicuramente non partiremo senza Ciaspole, anche se praticamente le avremo trasportate sullo zaino per probabilmente metà percorso, però nell'altra metà sarebbero state veramente fondamentali. Adesso il tempo si sta un po' guastando, stanotte dovrebbe entrare una perturbazione, domani hanno messo neve in montagna, molta pioggia giù in pianura e probabilmente sta già arrivando qualcosa, le nuvole sono sempre un po' più nere, adesso si è alzato un po' il vento, quindi adesso sì, noi arriviamo sicuramente senza problemi giù alla macchina. Dal bivacco prima siamo saliti a Sela Prasnik, andare oltre sarebbe stato veramente impossibile sia per la neve anche poi per il rientro, perché alla fine la strada è lunga, non è faticosa, non è ripida, però è lunga, sono tanti chilometri e poi con la neve è un disastro. Quindi anche se avessimo avuto le Ciaspole, Cima Cacciatore di sicuro non l'avremmo fatta. Sotto in descrizione magari ti lascio la traccia e ti lascio anche la pagina internet del bivacco, che è del CAI di Tarvisio, è una pagina dedicata dove ci sono tutte le caratteristiche del bivacco. Poi non lo so, magari ti lascio sotto anche qualche altro link sulla zona o sui giri che si possono fare. Adesso
finisco questo tratto di strada. Io ti saluto, ti ringrazio per avermi seguito, spero che il video ti sia, oddio, stavo per ribaltarmi, spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo, ciao, a presto!